I candidati del Movimento 5 Stelle Veneto si presentano, sono giovani, chi lavora e chi lo vorrebbe un lavoro fisso, ma tutti sono desiderosi di portare una ventata di aria nuova in Parlamento a Roma. Abbiamo deciso di impegnarci in prima persona, di metterci la faccia, di metterci tutto il nostro impegno, anche sacrificando del tempo alle nostre famiglie, ai nostri hobby. Arianna Spessotto, 27 anni, di San Donà di Piave, commessa part-time, è stata la più votata alle parlamentari e oggi stacca il biglietto di prima fila per un posto nella capitale. È lei infatti la capolista per la circoscrizione Veneto 2, quindi con la quasi certezza, se non certezza, di entrare in Parlamento. Molti gli obiettivi dei candidati del Movimento 5 Stelle, dalla riduzione dei parlamentari all'ambiente, ma soprattutto far tornare la passione della politica ai cittadini disillusi e stanchi. Per riavvicinare i cittadini alla politica bisogna dare loro degli strumenti e il movimento si propone appunto di inserire nella Costituzione italiana degli strumenti di democrazia diretta. Non dimentica il territorio veneziano la candidata grillina che punta sull'ambiente e in particolare guarda il grande questione di Porto Marghera. Uno dei punti fondamentali potrebbe essere quello della riqualificazione di Porto Marghera, appunto, che è una zona altamente inquinata e andrebbe appunto bonificata e appunto valorizzata anche da un punto di vista ambientale. A campagna elettorale già partite, con poco tempo davanti, prima che i cittadini siano chiamati alle urne, ci si affida ad internet e si punta su messaggi chiari e semplici. La maggiore partecipazione dei cittadini sul fatto che comunque vogliamo portare un po' di buonsenso in Parlamento